Ciao, sono Cristina. Scusate la mascella imponente, ma ho qualche problema con il dente del giudizio. Sono qui per dare la mia testimonianza a riguardo degli attacchi di panico, delle crisi di pianto e degli attacchi di rabbia, di ira, della gestione della rabbia. Io ho una sindrome genetica rara che si chiama sindrome di Noonan. Ho avuto molte operazioni, tra cui agli occhi, una vitrectomia per dei distacchi di retina. Mi hanno rimosso l'utero perché questa sindrome ha come caratteristica delle emorragie, il sangue è molto fluido e tendenza ad avere ematomi. Quindi per 2 anni ho avuto il ciclo ed ho deciso di togliermi l'utero e hanno dovuto togliermelo tramite cesareo. Mi hanno tenuto le ovaie per un discorso ormonale. Tramite cesareo perché? Perché l'operazione mini invasiva non si poteva fare perché il mio cuore non poteva reggere il peso degli altri organi. Il mio cuore ha una miocardia ipertrofica ostruttiva. Sono stata operata nel 2020. Da quella operazione, da quel ricovero in ospedale, iniziarono gli attacchi di panico, iniziò la rabbia. Quella iniziò ancora prima per i problemi burocratici legati alla salute. Iniziarono gli incubi perché ho vissuto da sola a casa durante la pandemia, il post operazione, e mi tenevano calma gli antidolorifici a base di opioidi, gli opiacei sono un'altra cosa, tanti psicofarmaci, ho perso molti chili, ho problemi di alimentazione e da lì nacque tutto. Ovviamente ho problemi con le relazioni perché a volte parto male, ho paura di trattare male la gente che mi vuole bene, ho paura di parlare male ai dottori, alle persone perché mi arrabbio e non ho il controllo ancora della mia ira. Sono molto migliorata comunque rispetto a 6 anni fa dall'operazione e rispetto ancora agli anni precedenti e spero sempre di stare meglio e di riuscire a controllare queste cose, anche se le crisi di pianto io le ho sempre avute fin da quando ero piccola e penso sia una cosa caratteriale che dipenda dalla sensibilità, dall'emotività, dai problemi che vive una persona dall'infanzia.